Inchiesta criptovalute, due dei tre soci della New Financial Technology, i trevigiani Christian Visentin ed Emanuele Giullini, sono stati arrestati a Dubai dalle forze dell'ordine degli Emirati Arabi. Indagati a Treviso per truffa aggravata, i due sono stati prelevati dalle loro abitazioni lo scorso giovedì, mentre per oggi era fissata l'udienza di convalida di fronte ai giudici di Dubai. Visentin, Giullini e il loro terzo socio, Mauro Rizzato, di cui per ora non si hanno notizie, sono accusati di aver messo in piedi un raggiro da 260 milioni di euro che ha coinvolto 6.000 investitori italiani. Attraverso decine di agenti, una settantina, risparmiatori di ogni fascia sociale sarebbero stati indotti a impegnare capitali più o meno ingenti nella speculazione legata ai bitcoin, guadagnando interessi da capogiro inizialmente, addirittura il 10% mensile, salvo poi veder sparire i loro soldi. L'arresto di Giullini e Visentino da parte delle autorità giudiziarie di Dubai è senz'altro un'ottima notizia per gli investitori truffati dall'NFT. Ai fini del risarcimento dei danni è fondamentale che ogni investitore sporga in tempi rapidissimi atto di denuncia querela. L'arresto avvenuto a Dubai di due dei tre titolari dell'NFT non sarebbe però stato disposto dall'autorità giudiziaria italiana ma da quella degli Emirati e sarebbe legato non all'inchiesta di Casa Nostra ma ad attività intraprese da Visentin e Giullini nel paese del Medio Oriente, analoghe a quanto risulterebbe ad ora a quelle portate avanti in Italia. Rispetto a queste ultime sono già state depositate centinaia di querele. La finalità della nostra azione giudiziaria collettiva comunque non è soltanto quella di aggredire i patrimoni dell'NFT e dei soci dell'NFT, ma anche e soprattutto quella di aggredire i patrimoni dei singoli agenti e di tutti coloro che hanno materialmente indotto gli investitori ad effettuare versamenti a favore dell'NFT e che quindi li hanno materialmente truffati. Gli agenti dell'NFT dunque sono stati a loro volta denunciati per esercizio abusivo della promozione finanziaria e truffa aggravata e potrebbero essere chiamati a rispondere direttamente degli importi che hanno fatto versare ai loro clienti. Gli avvocati che si occupano di formalizzare le denunce dei truffati intendono avere parte attiva nelle aule di tribunale. Non appena prenderanno avvio i processi penali, ci costituiremo parte civile per conto degli investitori al fine di ottenere il risarcimento dei danni. I legali di Giullini, che stanno appurando in queste ore quali siano le esatte contestazioni dell'autorità degli Emirati, si sono detti convinti di poter fare chiarezza qui in Italia e in caso anche a Dubai. Nel caso di un eventuale incidente o inciampo, concludono, di cui stiamo aspettando il contorno, andremo a prendere le nostre contromisure.